Seconda edizione del premio Karkinos. Oggi avremo in anteprima i nomi di cui la vostra giuria ha assegnato i premi. Allora, dottore Cantone, ricordiamo che l'evento sarà il giorno 16 dicembre presso gli Spazi Temenos nel pomeriggio. Assolutamente sì. Allora, sono felice di dare finalmente i nominativi che le commissioni del premio Karkinos da diversi mesi sono state al lavoro per scegliere, per decidere queste persone. Premio per lo sport, premio Karkinos 2017 per lo sport alla campionessa, alla pluricampionessa nazionale di giavellotto Giusy Parolino. Per l'imprenditoria a Oceano Mare, a Peppe Vita e Giancarlo Prosperi, che da 25 anni sono un esempio di successo e perseveranza in un territorio, ahimè, ostile, territorio e settore ostile. Per l'editoria al dottor Antonio Liotta, è un medico editore a livello internazionale che con la cultura è riuscito ad andare oltre. Per le arti figurative la dottoressa Daniela Vetro, la fumettista di Walt Disney e di Dylan Dog. Per la cultura e lo spettacolo Karkinos 2017 a Vincenzo Galluzzo, autore RAI di varie trasmissioni di successo come La vita in diretta, Uno mattina, Verdetto finale, Mezzogiorno in famiglia, Mattino a 2, eccetera. Oltretutto è anche uno scrittore. Per il giornalismo, settore a voi molto caro, il giovanissimo giornalista d'assalto, oggi Iena, Silvio Schembri. Per la legalità, tanto di cappello al suo impegno di vita, non solo di professione, Sua Eccellenza la dottoressa Antonella De Miro, prefetto di Palermo. Per il teatro e per il cinema, Gaetano Aronica, valente e poliedrico attore di cinema, ricordiamo tra i film che ha interpretato Baria, Paolo VI, Malena, e di teatro è oggi presidente della Fondazione Pirandello. Infine, come già abbiamo comunicato tramite questa emittente più di 15 giorni fa, il premio speciale è stato assegnato a Piero Barone, il narese, quindi l'agrigentino di fama internazionale, che con nomi internazionali ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Avete avuto tante difficoltà perché diciamo, la piazza offre tante scelte nella scelta appunto di chi premiare. Ha avuto notevole difficoltà perché ad Agrigento, nella provincia di Agrigento, ci sono diverse eccellenze e quindi voi capite che era molto difficile stabilire chi dovevano essere i premiati e quelli esclusi. È stato un po' imbarazzante per noi. Comunque alla fine credo che abbiamo scelto bene. Io volevo semplicemente ricordare a tutti l'appuntamento sabato 16 dicembre alle 17:30. Spazio Temenos, Chiesa di San Pietro, via Pirandello 1, ingresso gratuito a esaurimento posti. E in questo caso l'invito è a tutta la comunità, a tutta la collettività, a tutti coloro che seguono la vostra emittente a partecipare numerosissimi, perché è uno di quegli eventi, giunto ormai alla seconda edizione, che dà lustro alla nostra città, soprattutto perché riesce a coniugare nella maniera migliore possibile arte, cultura e spettacolo. Quindi l'invito è esteso davvero a tutti, partecipate numerosi e sicuramente sarà un successo per tutti quanti.